grande importanza, perché qui siamo per riflettere a partire dai casi concreti vissuti anche sul piano più generale. Beni comuni, il risultato chiaro dal suo intervento è una espressione che viene costantemente contraddetta nella dura lex e anche nei fatti, perché questi beni comuni in realtà sono trattati come proprietà private di questo e di quello, non sono proprietà comuni, sono proprietà di quel demanio, di quell'altro demanio, magari del comune, e non sono beni comuni, perché il bene comune vuol dire che è un bene che non appartiene a nessuno, se è comune. Se è comune vuol dire che appartiene a tutti, cioè a nessuno, cioè a tutti. E invece qui abbiamo un assetto proprietario privato. E quindi è difficile programmare un territorio in queste condizioni, è difficile fare una politica dei beni comuni in queste condizioni. Quindi l'idea generale della legge che dobbiamo proporre, della proposta culturale, politica, legislativa, è quella che appunto vi siano dei meccanismi, delle procedure che costringono alla concertazione, all'accordo. Voi a Vicenza avete il problema tutti noto, ma siete fortunati rispetto a Venezia. Io purtroppo ho dimenticato di portarvi alcune belle cartine per farvi vedere. Venezia, il territorio veneziano che è, come dire, amministrabile, programmabile dall'amministrazione comunale, da colei che dovrebbe essere appunto avere autorità amministrativa su quel territorio, è un quarto del territorio complessivo del comune. Sull'acqua io praticamente non ho alcun potere, non so se qualcuno lo sa, sull'acqua io non ho nessun potere. Ha potere l'autorità portuale, ha potere la capitaneria di porto, ma io no, io ho poteri soltanto sui canali interni di Venezia. Potete prenderla col sindaco se vedete qualcosa che non funziona sul canale grande, ma sul canale della Giudecca no, io lì non c'entro niente. Un quinto del territorio veneziano, un quinto del territorio emerso veneziano è l'arsenale. Sull'arsenale io non c'entro niente, lì possono fare quello che vogliono. A Mestre vi è una rete di forti molto importanti, alcuni di carattere anche monumentale, risalenti alcuni all'epoca napoleonica addirittura, altri all'epoca austriaca, perché era un territorio fortificato. Anche quelli sono tutti demani militari. 3/4 erano lasciati in malora, faticosamente li stiamo gestendo noi, ma non ne abbiamo alcuna autorità. Graziosamente salvaguardiamo un bene che non è nostro. Quando siamo riusciti finalmente a trattare per averne uno, ci hanno fatto pagare, che stava cadendo a pezzi, era dismesso, nessuno lo utilizzava, ma ce l'hanno fatto pagare più di 1 milione. E al Lido abbiamo situazioni del tutto analoghe, e potrei con Isole. Dicevo Tremonti, bene, Lici ha fatto la fine che ha fatto, vabbè, sono contento. Mi sembra una cosa di un'ingiustizia, di questo nessuno parla, un'ingiustizia clamorosa. Quello che mi ha scandalizzato di Lici non è tanto il fatto che abbiano soltanto un'imposta comunale ai comuni, ma che io abbia risparmiato 300 euro all'anno di ICI mi è sembrato scandaloso, perché la prima casa che hanno tutti che razza di imposta è? Cioè, non è un criterio fondamentale democratico l'imposta progressiva. Qui tutti quelli che hanno sulla prima casa nessuno più paga l'imposta. Che tu abbia 100 milioni all'anno, che tu muoia di fame, sulla prima casa non paghi l'imposta. Ma è una cosa pazzesca. Allora, chiuso la parentesi. Dicevo, lì ci ha fatto la fine che ha fatto, ma io lì c'ho un'isola, chiamasi Sant'Andrea, nel quale c'era un idroscalo, una bellissima struttura che potrebbe essere trasformata in un perfetto diporto velico, in una struttura ricettiva anche di carattere turistico, ma che salvaguardia l'ambiente, che rende utilizzabile un ambiente straordinario.
costa mantenere i parchi, fare parchi. Noi siamo specializzati a Venezia a fare parchi, anche grazie al mio amico Bettino, facciamo parchi, verdi, alberi, eccetera, eccetera, ma costa fare parchi. E lì si poteva fare un parco anche, diciamo così, con qualche convenienza economica. Dice, ti regalo tutta l'ICI, Tremonti, e tu mi fai fare, e tu mi dai lo scalo inutilizzato, ci stanno 100 lagunari, che sembra siano indispensabili per farci gli sbarchi. Vabbè, io capisco che anche i lagunari devono fare gli sbarchi, ma è possibile che debbano farli in un'area di tale pregio, che potrebbe essere una rendita, un reddito incredibile per il comune, dando occupazione, no? È possibile che devono fare gli sbarchi lì. Io capisco che i lagunari devono allenarsi a fare gli sbarchi, per carità, non sono un pacifista come il mio amico Bettino, ma insomma, voglio dire, cioè lo facciano da un'altra parte gli sbarchi, no, devono fare gli sbarchi lì. Ecco, cioè, e potrei continuare, cioè voi a Vicenza siete fortunati. Cioè, queste sono situazioni incredibili, assolutamente incredibili. Quindi una legge di concertazione. I progetti, prima si diceva giustamente, Ferraresi diceva no, la politica dei no, progetti, mostrava alcuni esempi. E per quanto riguarda Vicenza, penso, per quanto riguarda Venezia, i progetti ci sono tutti, area per area, alloggio per alloggio, immobile per immobile, Arsenale, Lido, Forti, ci sono tutti dentro i piani regolatori, le varianti, tutti, da anni. Cioè non è una questione di progetti, cessiamola con questa balla che noi siamo quelli del no e del non fare. Ci impediscono di fare, questa è la verità, ci impediscono di fare. Allora, oggi è stata una giornata importante, oggi sono state due relazioni importanti, che hanno dato un'impostazione culturale dal punto di vista urbanistico, territoriale, giuridico, essenziale. Su quella base io credo che veramente noi dobbiamo passare a una fase ancora più propositiva, da proporre non soltanto a Vicenza, Venezia, ma da proporre all'ANCI nazionale, all'insieme dei comuni italiani, per una legge che finalmente questa storia dei beni pubblici la riporti in modo serio, si possa andare dal governo e dire guarda, qui non chiediamo che tu ci dia i beni demaniali, eccetera, eccetera. Chiediamo che siano chiare procedure di concertazione, in base alle quali procedure di prelazione per i comuni nelle aree dismesse, procedure di concertazione obbligatorie e che anche per quanto riguarda i beni tuoi, porti, aeroporti, eccetera, eccetera, vigano alcune regole che vigono per me. Ma scusa un momento, perché io devo fare il VIA, il VAS per ogni cosa? E lì possono fare quello che vogliono, ma dico, ma dove siamo? Ma non sono amministrazioni pubbliche come me. Perché loro possono avere libertà di movimento? Ma dico, siamo amministrazioni, la Costituzione non stabilisce che la Repubblica è formata da, cosa stabiliscono? Una gerarchia, hanno detto 1, 2, 3 in ordine di importanza. E allora com'è che determinate regole che dovrebbero essere fondamentali per salvaguardare appunto beni pubblici possono essere assolutamente bypassate da amministrazioni statali quando sono nei confronti dell'amministrazione comunale spesso applicate in modo assolutamente pervasivo, in modo assolutamente a volte punitivo? Cioè, questo è assolutamente inammissibile. Continuando così, come diceva Bertolissi, questo paese si sfascia, in questo paese va a rischio alcuni criteri fondamentali di ethos democratico comune. Allora per questo anche dobbiamo batterci come ci stiamo battendo, perché qui non è in gioco il Dalmolin, l'Arsenale, il Lido, eccetera, eccetera. Qui è in gioco alcune regole fondamentali di convivenza democratica. Grazie Massimo Cacciari. Credo che nel suo intervento appassionato ci siano